Quanto odio questi oscuranti che si stacca sempre. Il tempo per fare il letto su un camper è più o meno il quadruplo rispetto al tempo che ci metti su un letto normale, perlomeno su un letto normale dove puoi girarci attorno. Ecco, sì, quello è importante. Fantastico, oggi volevamo partire per la Quardens, io, Alessia e Giacomo. Abbiamo il motorino dei termi dell'Alde che non gira, quindi non fa scaldare i termi, non si scaldano i termi. Fantastico. Adesso metto un po' di deattivante elettrico ovunque, però lo sentivo che girava e poi andava sempre più giù. Quei due coglioni, ragazzi, mamma mia. Capisco che queste robe ci sono anche nelle case normali, per carità. Adesso lei si a casa sua, i tubi dell'acqua che vengono su, con l'acqua che viene su, scusa, no, i tubi, mi sono appena alzato. Però è una rottura di cazzo, anche perché stiamo partendo, porco cane. Infigato riattivante a qualsiasi roba, ma niente. Il motorino va qui. Questo è lo spazio che c'è eventualmente per il muro. Come altezza è infinito. E anche a destra e a sinistra. Allora, aspetta, questa voglio in qualche modo raccontartela e farti entrare un po' nel mio mondo, nella mia testa. Allora, si è rotto questo piccolo motorino con una piccola asticella di plastica. L'asticella di plastica ovviamente non è rotta, si è rotto proprio il motorino dentro dopo 26 anni di onorevole servizio. E sono andato a vedere i costi. Costa ovunque 220, che è il prezzo di listino, più 30 euro di spedizione, perché arrivano quasi tutti all'Inghilterra, ok? Ma a parte quello, più o meno il prezzo comunque è 250 euro per un motorino 12 volte. Allora, io ho la fortuna di avere una mente molto elastica e dinamica, e uno zio e anche degli amici che mi danno una mano quando mi fracco nei guai. Allora, cosa succede? La mente dinamica ha detto: ma porca puttana, vuoi vedere che sembra il motorini, quelli lì delle macchine radiotelecomandate, vuoi vedere che non si può adattargli qualcosa? E questa è la mia teoria. Poi per la pratica ovviamente mi è venuto in aiuto lo zio. abbiamo fatto la staffa con l'attacco, funzionava alla perfezione, è anche silenziosissimo, ha un pochino di giri in meno, poco niente, è ininfluente, ma probabilmente essendo più nuovo sembra che funzioni molto meglio, perché l'altro sì, magari aveva quei 200 giri in più, però era vecchio, rumoroso, quindi magari andava anche alla metà dei suoi giri, hai capito? 2,90 euro, 250 euro, 2,90 euro, 250 euro, 2,90 euro, basta, non dico altro. Ecco, la senti? Senti che è un rumore più pulito, mentre l'altra era più grattava, tipo, no? Sono partita la caldaia, faccio il test di termi fra una mezz'oretta per sentire se tutti i termi poi sono caldi. Fantastico, c'è un tavolino in più così, porca miseria. Cosa mi tocca? Cos'è sta Billy Boy? Non ho capito. No, devo fare inglese, che due coglioni. Bene, ragazzi, non vi farò la puntina. Noi facciamo un giretto alla Quardens di Verona, sono delle terme enormi, in teoria bellissime. Noi ovviamente non andiamo nelle terme, andiamo nelle piscine, perché vabbè, cazzi nostri, non ci piacciono. E volevo farti vedere il parcheggio, perché tu dici: ma se vengo in camper qua e là, no, c'è proprio il parcheggio camper che è enorme, guarda qua, gratuito, perché è quello delle terme. Ma che bello sto Laika, molto bello. E sai indormenzare là, questa, tal corso, dai. Noi andiamo, ragazzo, mica proprio enorme il parcheggio. Ti farò proprio 2 clippette giusto per ricordo, anche per noi, sai, non ti faccio la puntina della Quardens come ti ho già detto ieri sera. E in questo parcheggio ci sono le telecamere, ma siccome tu non sei mona, sai benissimo che anche se ci sono le telecamere in Italia, se devono rubare rubano, quindi fatti scherzi, perché leggevo un'area camper, non mi ricordo in Toscana dove, che c'erano tutti: oh che bello, le telecamere, il commento del tedesco con tanto di foto che gli ha rubato le bici, gli hanno segato il portabici e tutto quanto. Bellissimo, perché ogni volta col discorso che parcheggiamo il camper davanti all'entrata delle cose, degli zoo eccetera, siamo sempre i primi. Shake it up. I never loved nobody fully. Always one foot on the ground. Questa è solo una delle tantissime piscine, adesso non so cosa combino con i video, tu guardati magari la mappa.
è un posto veramente enorme, bellissimo. Da come mi raccontavano doveva essere strapieno, cioè praticamente siamo solo noi, dentro non c'era niente in persone, non riesco a capire, ma va benissimo così, non mi lamento. I hear in my mind all of this music, and it breaks my heart, and it breaks my heart, and it breaks my heart. When it breaks my heart. Suppose I never ever met you. All'interno potrei trovare anche dei comodissimi trasporti. Aspetta, prendi un po' indietro, non è in bolla, che ti porteranno in giro per le piscine. Dai, trasporto, vai. I'm so soft. Suppose I never ever saw you. Suppose you never ever called. Io non capisco, Marco mi avevi detto che era pieno di sabato e domenica, non c'è nessuno, porca miseria. Cioè fuori non c'è proprio nessuno, siamo solo noi, e in quella interna c'è comunque pochissimissima gente. Boh, forse siamo stati ultra fortunati, porca troia, a parte essere su Instagram che te vai in un posto e noi nessuno. Just to break my fall. In teoria fai la pasta asciutta experience, ossia entri nell'acqua calda salata e fai finta di essere uno spaghetto. Vai spaghetto, vai! Vai spaghetto! Non si butta così! Che ti spezzo! Come? Ah, che c'è! Ah, che bello! Mi sento uno spaghetto! Sì, perché l'esperienza è la pasta completa, perché tu quando butti giù la pasta... Aia! Dal lavandino, no, è troppo fredda. Cioè, no. Qua la pasta da No, sa la pasta asciutta, adesso o è una roba che mi sono messa in testa io? Sì. Ma sa proprio la pasta. I hear in my mind all of these voices. I hear in my mind all of these words. I hear in my mind all of this music. And it brings Devo ancora provare l'aperitivo subacqueo. Ah no, l'avevo già provato a Tenerife. I hear in my mind all of these voices. I hear in my mind all of these words. I hear in my Aspetta che ho quello là che ti spiega la mappa. Allora, noi c'è siamo anche questo qui dove servizio. c'è l'intermezzo, ok? Cioè qua è l'intermezzo. Per andare Qua. al self-service, che ci sarà con la fine del mondo. Non so se c'è il bacon. Vabbè, ho detto la prima cosa che mi è venuta in mente di buono. Dobbiamo passare per quella grotta, Attenti agli orsi. andare Cioè ti fa già la nell'area dei mappa, bambini capisci? piccoli Ti dove- sta puntinando il coso. andare il cibo nell'area più dei che altro. bambini Vabbè, piccoli, importante. o cioè detto anche cesso dei piccoli, Ah, perché ci pisceranno sicuramente tanti. Hanno Beh, il è vero. pannolino, è obbligatorio. fino ai 3 obbligatorio? anni. Ah. Però la logica sua non fa una grinza, cioè che è ovvio, nel senso che è altamente probabile a livello statistico. Ha ragione il Caldogno. Allora, dove sono adesso? Mezzogiorno? Meno un quarto. Meno un quarto, adesso sì, si sta riempendo. Quindi, beh, se hai la fortuna Poi un po' di avere il camper, cioè, sai che dalle 9 fino a mezzogiorno non c'è nessuno, dopo a mezzogiorno si riempie tutto. Ho detto una mezza minchiata, nel senso che c'entra niente il camper, c'entra se sei un pigorone tipo me. Se invece metti la sveglia presto, sei in un alberghetto o che ne so io, arrivi qua alle 9, il concetto è arrivare qui alle 9. A volte si dice di guardare la vita con filosofia, cosa si intende? Di guardarla con atteggiamento, perché il termine filosofia ha molteplici significati, come abbiamo avuto modo di imparare negli anni, no? Ma questo per dire che, allora, sono bellissime le terme, per carità di Dio, ma se invece di vederle come terme le vedi come bar, dici cazzo, è un bar stupendo questo qua. Ah, bellissimo. Fa suo tempo, forse per fare asciugare la gente. Porca troia. L'ha costruito un bravo. Bellissimo questo carino, con tutte le lucette, le cose, i pizzi. E poi, sempre per il discorso, ho capito, però sempre per il discorso della filosofia, provati a entrare in ristorante col sugamano. Cioè, poi valuta, non capisco se è vetro o melamina o cose del genere, perché c'è la cauzione di 10 euro, quindi se è melamina
con 10 euro ti puoi prendere il bicchiere da birra per camper da mezzo litro, o c'è l'inculata che è 0,4, non c'è neanche scritto. Il problema qua all'Aquardens è il cibo, quindi noi abbiamo ripiegato sull'austriaco. A parte il fatto che si mangia da schifo e si paga tantissimo, è un'esperienza bellissima che consiglio a tutti. No, consegno, quello è il Corriere, consiglio. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire. Na 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 na.